Ci troviamo qui in seminario alla vigilia della celebrazione dell'ordinazione diaconale che vedrà protagonista il nostro Davide Antiga, che sarà ordinato diacono per la nostra Chiesa diocesana appunto alle ore 16 di questa domenica 26 aprile in cattedrale per la preghiera di consacrazione e l'imposizione delle mani del Vescovo Riccardo. Davide, chi sei? Cosa fai nella vita? Dove abiti? Cosa stai facendo in questo periodo? Ti abbiamo visto nelle locandine, nelle parrocchie in queste settimane, ti abbiamo visto anche sull'azione nelle settimane scorse perché hai vissuto qualche mese non proprio così vicino. Raccontaci un po' qualcosa di te in questo periodo. Io sono Davide Antiga, ho 25 anni, sono originario della parrocchia di Ponte della Priula e attualmente vivo a Ceggia perché sono in servizio lì in unità pastorale. Queste settimane mi sono preparato all'ordinazione diaconale, tappa molto importante nella mia vita e nella mia scelta vocazionale che già da qualche anno ho compiuto. E in questi ultimi mesi ho fatto un'esperienza bella e importante per il mio cammino. Sono andato dall'altra parte dell'oceano, precisamente in Brasile, ho raggiunto Don Paolo Salatino, il vescovo emerito Corrado, per un'esperienza missionaria di 3 mesi. È stata un'esperienza che ha arricchito il mio cammino formativo e un'esperienza bella per allargare anche gli orizzonti e la mente e il cuore, ecco, come ci insegna il Vangelo. Hai parlato di un'esperienza, di una scelta vocazionale che è maturata da qualche tempo. Il seminario ti conosce ormai da qualche anno e tu conosci il seminario ormai da qualche anno. Dici un po' in sintesi quali sono state le tappe del tuo cammino vocazionale. Conosco il seminario da un po' di anni perché sono entrato in prima superiore, precisamente nel settembre del 2014. Ho vissuto gli anni del seminario minore durante le scuole superiori e ho fatto questa esperienza bella dove ho iniziato un po' a conoscere un po' meglio il Signore Gesù e a vivere una vita di comunità che mi ha aiutato appunto piano piano a crescere anche come uomo. Poi nel 2019, finite le scuole superiori, ho scelto di passare nella comunità di teologia, dove ci sono quei giovani che si preparano studiando e preparandosi anche spiritualmente al sacerdozio, e lì ho vissuto gli anni più importanti, diciamo. Nel 2022 ho fatto il rito di ammissione, che è il primo passo ufficiale, ho detto il mio primo eccomi, e lì è stato un momento molto bello del mio cammino, ecco. Poi nel 2023 il Ministero del Lettorato, è stata consegnata la parola di Dio, nel 2024 il Ministero dell'Accolitato per prendere familiarità e confidenza con il corpo di Cristo e farmi tramite anche di questo ai fratelli, ecco. Ed ora eccomi qui preparandomi all'ordinazione diaconale. Ordinazione diaconale, cioè diventi diacono, si dice diacono transeunte, diacono in vista dell'ordinazione presbiterale. E cosa significa per te in questo momento metterti a disposizione del Signore, della Chiesa diocesana come diacono? Per me significa un passo importante, significa dare la mia disponibilità al Signore per essere un suo strumento, ecco, un strumento semplice nelle sue mani per cercare di annunciare il Vangelo a quei fratelli e sorelle che incontro e che il Signore mette nel mio cammino. Diacono come colui che si fa servo e si mette a servizio dei fratelli, ecco. Diacono colui che è uno strumento nelle mani del Signore, ecco, soprattutto per annunciare la parola e per vivere la carità che il Signore ci chiede, quella carità che si fa tramite anche attraverso l'Eucarestia e poi attraverso il servizio ai poveri e agli ammalati. Hai parlato di fratelli e sorelle a cui portare Gesù nella parola, nell'Eucarestia. Penso in particolar modo ai giovani, sei giovanissimo di età, e penso ai giovani che hai incontrato in questi anni in parrocchia, nelle varie esperienze diocesane, di pastorale giovanile, vocazionale. Domenica celebriamo la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
Il tuo sì, il tuo eccomi in questa giornata, che messaggio offre a un tuo coetaneo, a un giovane che vive la dimensione della parrocchia, ma anche che non la vive? Cosa dice il tuo metterti a servizio come diacono? Dice di non aver paura di lasciare spazio a quelle domande, a quei desideri che abitano nel nostro cuore. Questo è stato per me, perché è un percorso, un cammino di scoperta, ecco, di quello che il Signore mette nel nostro cuore. E è un cammino che si fa assieme con Lui, non si è soli, e poi si è accompagnati da tanti altri fratelli, preti, amici, persone anche che in modo inaspettato appunto arrivano sul tuo cammino, ecco. Quindi non aver paura di lasciare spazio a quelle domande, quei desideri che abitano nel cuore di ciascuno di noi, di voi giovani, e di avere il coraggio di fare una scelta bella e autentica per la propria vita, ecco, perché il Signore ci chiama a donare e a donare noi stessi, ecco, per i fratelli. Non ti facciamo altre domande, sicuramente sull'azione, il numero delle azioni in uscita questa domenica ci sarà altro spazio dedicato a te e all'ordinazione, ci sarà un modo di leggere qualcos'altro della tua vita e della tua esperienza. Il seminario, la nostra Chiesa diocesana, ti accompagna in questo momento e ti sostiene con la preghiera e l'affetto e ti augura una buona ordinazione, ma soprattutto un buon ministero diaconale. In questo giorno in cui celebriamo la Pasqua settimanale, la nostra comunità diocesana si ritrova in questa cattedrale a vivere un momento forte di preghiera e di fede per l'ordinazione diaconale di Davide, della parrocchia di Ponte della Priula e in cammino verso il presbiterato. Dopo un adeguato tempo di preparazione, è pronto a rispondere a una chiamata che viene da lontano e che la Chiesa riconosce come autentica. È la Chiesa, infatti, che chiede il dono dell'ordinazione di questo nuovo ministro. Con il suo "Eccomi", Davide ha compreso l'iniziativa di Dio nella sua vita e oggi risponde con generosità a questa vocazione. Con il vescovo e il presbitero, il diacono concretizza in ogni comunità cristiana la presenza del Signore, che accompagna la vita della Chiesa fino alla fine dei tempi. Affascinati anche noi dalla bellezza di Cristo risorto, buon pastore, in questa domenica in cui si celebra la 63esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, rinnoviamo il nostro desiderio e impegno di seguirlo come discepoli e preghiamo perché la sua bellezza possa splendere ancora oggi nella Chiesa e nel mondo, attraverso nuove e generose scelte di vita nel ministero ordinato, nella vita consacrata, religiosa o secolare e nel matrimonio. Possiamo seguire la celebrazione sul libretto. Iniziamo la celebrazione con il canto Cristo risusciti.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, sorelle, tutta la Chiesa è in festa per la vittoria pasquale di Cristo sul peccato e sulla morte. Anche noi con il battesimo siamo rinati a vita nuova e ora vogliamo fare memoria di questo inestimabile dono, ricevendo l'aspersione con l'acqua battesimale benedetta durante la veglia pasquale. Ognuno di noi, sinceramente pentito dei suoi peccati, possa sentirsi rinascere ad una vita nuova e ricevere il perdono del Padre. Ripetiamo insieme: gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. O Padre, gloria a te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti della salvezza. Gloria a te, Signore. O Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel fonte battesimale con la parola della vita. Gloria a te, Signore. O Spirito Santo, gloria a te, che dalle acque del battesimo ci fai rinascere come primizia della nuova umanità. Gloria a te, Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te. Adoramus te.
peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Us orbus Dominus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 30.000 persone. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
Per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Possiamo sedere. Colui che dovrà essere ordinato diacono sarà ora invitato a presentarsi al vescovo. Con il breve dialogo che si svolge tra il vescovo e il rettore del seminario vescovile è riconosciuta pubblicamente la vocazione del candidato. Si presenti colui che deve essere ordinato diacono, Davide Antiga della parrocchia di Ponte della Privola. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del diaconato. Questa domenica, la quarta del tempo di Pasqua, riceve un tono particolare dalle parole con le quali Gesù si presenta ai suoi interlocutori come
la porta e il pastore. È anche la domenica nella quale da molti anni la comunità ecclesiale dedica una attenzione particolare, fatta di preghiera, di riflessione, alle vocazioni, ossia a quelle forme di esistenza cristiana che derivano dalla risposta generosa alla chiamata a dedicare se stessi al ministero ordinato come diaconi o presbiteri, o dalla chiamata a testimoniare il regno di Dio nella vita religiosa, o dalla chiamata a essere segno dell'amore di Dio per l'umanità nel matrimonio. Nella luce della Pasqua, nella Domenica del Buon Pastore, nella 63esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, essendoci messi in ascolto della voce di colui che chiama per nome ciascuno di noi, abbiamo la gioia di partecipare al momento in cui un cristiano, un nostro fratello, riceve una definizione particolare della propria identità battesimale. Questa è per Davide l'ordinazione diaconale, una configurazione nuova, definitiva, del suo modo di vivere il battesimo. Perché il sacramento dell'ordine, in forza del quale egli diventa diacono, si radica nel battesimo e nel caso del diacono esprime l'identità battesimale di una persona configurandola come partecipazione alla missione di Cristo servo, come inserimento in una particolare relazione con il vescovo e i presbiteri, come segno di una Chiesa serva. Per Davide l'ordinazione diaconale è un momento del cammino che lo sta portando all'ordinazione presbiterale. Non è inutile, non penso sia superfluo, ricordare che il ministero diaconale è lo stesso nel caso dei diaconi che ho ordinato lo scorso 8 dicembre, ossia nel caso dei diaconi permanenti e nel caso di Davide che si prepara a diventare presbitero. È lo stesso ministero diaconale e oggi la comunità dei diaconi della nostra diocesi accoglie Davide come partecipe dello stesso ministero, come partecipe dello stesso ordine diaconale. Lo ricordo a lui e lo ricordo agli altri diaconi. Prendetevi cura gli uni degli altri. Pur essendo orientato all'ordinazione presbiterale, Davide dovrà prendere molto sul serio il suo essere diacono e tutti noi, a cominciare dai diaconi, potremmo aiutarlo in questo. E in tanti l'hanno aiutato a giungere a questo momento. La famiglia, che saluto e ringrazio di cuore, le comunità parrocchiali di Ponte della Priula, di Ceggia, di Tagnassù, i preti che ha incontrato nel suo cammino, e ho letto nella testimonianza di Davide quanto importante sia stato l'incontro con alcuni preti in alcuni momenti della sua vita. Poi il nostro seminario, ringrazio di cuore il rettore Don Paolo, gli educatori, tutti quelli che l'hanno accompagnato, chi si è preso cura e si sta prendendo cura del nostro seminario. E il seminario di Treviso, qui rappresentato dagli educatori, dai seminaristi e dai diaconi. L'Istituto Teologico Interdiocesano Giuseppe Toniolo, ringrazio anche i responsabili, gli studenti dell'istituto che hanno curato la formazione filosofica, teologica, pastorale di Davide. Con l'ordinazione diaconale Davide fa sintesi di tanti doni ricevuti, del suo impegno,
dell'impegno di tanti che l'hanno accompagnato fin qui, delle attese sue, della comunità ecclesiale. Diventando diacono in vista del presbiterato, Davide si impegna a vivere tutta la vita nel celibato, riconoscendo di essere chiamato a questo dallo stesso Gesù, da quella voce di colui che ci chiama per nome, ci conosce uno a uno. Non è una scelta facile da capire quella del celibato. Non a caso Gesù, parlando della condizione di chi rinuncia al matrimonio per il regno di Dio, ha detto: chi può capire, capisca. Non è una scelta facile, ma è un segno ed è un dono che ha senso anche nel nostro contesto culturale, perché esprime una fede che ripone tutte le sue speranze in Dio ed esprime l'orientamento dei propri affetti fondamentali verso la missione alla quale si sente chiamato. Si sente chiamato. Qualche tempo fa Davide mi ha consegnato una lettera con la quale ha chiesto di essere ordinato diacono. L'ho letta con attenzione, ho accolto questa domanda, fidandomi anche di chi lo ha accompagnato nel suo cammino formativo, ma l'ordinazione di oggi non è semplicemente e neanche primariamente la risposta al desiderio pur bello di Davide. Abbiamo sentito tutti le parole che mi ha rivolto poco fa il rettore del seminario, Don Paolo. A chiedere che Davide Antiga sia ordinato diacono è la Santa Madre Chiesa. Siete voi. Siamo noi. È la Chiesa di Dio a chiedere che Davide diventi diacono, avendo riconosciuto in lui la capacità di vivere il ministero al quale egli si sente chiamato. Chiedendo che sia ordinato diacono la Santa Madre Chiesa, ossia noi tutti, ci assumiamo una responsabilità nei confronti di Davide. Siamo chiamati a sostenerlo e ad accompagnarlo con la preghiera e con l'esempio nel cammino di fede e di servizio che oggi inizia. Gesù, abbiamo sentito il Vangelo, ha detto di essere venuto perché noi, esseri umani, abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. La vita che Gesù ci dona è abbondante in almeno due sensi, perché supera ogni nostra attesa, ogni nostro desiderio, e perché può essere accolta da ciascuno e condivisa con gli altri senza paura, sapendo che non diminuisce quando la si dona, quando la si condivide. Davide ha scoperto fin da ragazzo che la vita abbondante dalla quale è stato raggiunto non può essere tenuta per sé. L'ordinazione diaconale è per lui e per noi tutti il segno che la sovrabbondanza della vita donata da Gesù continua ad accompagnare l'avventura della Chiesa nel mondo, anche in questo momento della storia, anche quella della nostra Chiesa diocesana. Possiamo rimanere seduti. L'ordinando manifesterà ora davanti al Vescovo e al popolo di Dio la volontà di accogliere gli impegni che il ministero diaconale comporta.
Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del diaconato devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi essere consacrato al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarlo con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi, in segno della tua totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu, che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ci mettiamo in piedi per invocare l'intercessione dei santi. Seguirà l'imposizione delle mani da parte del Vescovo e la solenne preghiera di ordinazione. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio, Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questo suo Figlio che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, Prega per noi. San Giuseppe, Prega per noi. San Davide, Prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Marco, Prega per noi. San Giovanni, Prega per noi. Santa Maria Maddalena, Prega per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, prega per noi.
Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, Prega per noi. Santi Ermagora e Fortunato, Pregate per noi. Sante Perpetue Felicità, Pregate per noi. Santa Agnese, Prega per noi. Santa Augusta, Prega per noi. Santi Martiri di Cristo, Pregate per noi. San Gregorio, Prega per noi. Sant'Agostino, Prega per noi. Sant'Atanasio, Prega per noi. San Basilio, Prega per noi. San Martino, Prega per noi. San Tiziano, Prega per noi. San Magno, Prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, Pregate per noi. San Benedetto, Prega per noi. San Venanzio Fortunato, Prega per noi. Santi Francesco e Domenico, Pregate per noi. San Carlo Borromeo, Prega per noi. San Francesco Saverio, Prega per noi. San Rocco, Prega per noi. San Francesco di Sal, Prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, Prega per noi. San Giovanni Bosco, Prega per noi. Santa Caterina da Siena, Prega per noi. Santa Teresa di Gesù, Prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino, Prega per noi. San Leonardo Murialdo, Prega per noi. San Luigi Guanella, Prega per noi. San Giovanni XXIII, Prega per noi. San Paolo VI, Prega per noi. San Giovanni Paolo II, Prega per noi. Beato Luigi Tezza, Prega per noi. Beato Claudio Granzotto, Prega per noi. Beato Marco Daviano, Prega per noi. Beato Giuseppe Toniolo, Prega per noi. Beato Giovanni Paolo I, Prega per noi. Beato Cosma Spessotto, Prega per noi. Beata Giuliana da Collalto, Prega per noi. Beata Maria Pia Mastena, Prega per noi. santi e sante tutti di Dio, Pregate per noi. nella tua misericordia, Salvaci, Signore, da ogni male, salvaci, Signore, da ogni peccato, salvaci, Signore,
dalla morte eterna. Salvaci, Signore. Per la tua incarnazione. Salvaci, Signore. Per la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore. Per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Dio, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questo tuo Figlio, che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore.
Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i 3 gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del Tabernacolo Santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questo tuo Figlio, che noi consacriamo come diacono, perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in Lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del ministero. Sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita, generosa e casta, sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito, ma per servire, e giunga con Lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Possiamo sedere. Il novello diacono sarà ora rivestito della veste liturgica propria del diacono, la stola portata trasversalmente e la dalmatica. Riceverà poi dal Vescovo il libro dei Vangeli e scambierà il gesto di pace con il Vescovo e con i confratelli diaconi. Uniamo le nostre voci nel canto che troviamo nel libretto. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni.
Ci alziamo in piedi e rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo, Signore. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, Signore. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua celebrando il memoriale della passione arredentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Tiziano, San Francesco di Sal e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Davide, oggi ammesso nell'ordine del diaconato. Rendilo vero imitatore di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La Santa Comunione verrà distribuita davanti all'altare della celebrazione e presso il primo altare delle navate laterali. Per i celiachi la comunione viene distribuita davanti alla cappella del Santissimo Sacramento.
Preghiamo. O Dio, Pastore buono, custodisci nella tua misericordia il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e conducilo ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione un grazie a tutti coloro che hanno non solo partecipato ma anche reso possibile questa intensa, grande, bella celebrazione, questo momento di Chiesa. Un saluto a quanti hanno partecipato attraverso la tenda TV, Radio Palazzo Carli, ed ora invochiamo la benedizione sul cammino di Davide, del diacono Davide, sul cammino della nostra Chiesa, nella Chiesa nel mondo, e invochiamo sempre, senza stancarci, il dono della pace e di quella intelligenza con la quale chi ha responsabilità di governo deve impegnarsi perché ci sia giustizia e pace in questo mondo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio che ti ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa, ti renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente verso i poveri e i sofferenti. Amen. Egli che ti ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, ti aiuti ad essere con tutta la tua vita autentico testimone della sua parola. Amen. Dio, che per mezzo del suo Spirito ti ha costituito dispensatore dei suoi misteri, ti conceda di essere costruttore di verità e di pace a imitazione di Gesù Cristo, suo Figlio. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Missa est. Al termine della celebrazione potremo salutare Don Davide in un momento di festa presso i locali del seminario vescovile.